coming in the air tonight, oh Lord. And I'll be waiting for this moment for all my life, oh Lord. Can you feel it coming in the air tonight, oh Lord, oh Lord. Well, you've told me you were drowning, I'm not to lend a hand. I see your face before, my friend, but I don't know if you know who I am. Well, I was there and I saw what you did. I saw it with my own two eyes. So you can wipe off the grin, I know where you've been. It's all been a pack of lies. And I can feel it coming in the air tonight, oh Lord. Well, I've been waiting for this moment for all my life, oh Lord. I can feel it coming in the air tonight, oh Lord. Well, I've been waiting for this moment for all my life, oh Lord, oh Lord. Well, I remember, don't worry. How could I ever forget? It's the first time, the last time we ever met. But I know the reasons why you keep this silence out. You don't fool me. The hurt doesn't show, but the pain still grows. It's no stranger to you and me. I can feel it coming in the air tonight, oh Lord. And I've been waiting for this moment for all my life, oh Lord. I can feel it coming in the air tonight, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Well, I've been waiting for this moment for all my life, oh Lord. I can feel it coming in the air tonight, oh Lord, oh Lord, oh Lord. I've been waiting for this moment for all my life, oh Lord, oh Lord. I can feel it coming, yeah. I can feel it coming, yeah. I can feel it coming, yeah. I can feel it, oh Lord, oh Lord. I can feel it coming in the air tonight. I can feel it, oh Lord, coming, yeah. Buonasera a tutti, benvenuti. Andate anche voi alla Bissuola, c'era la festa, sì.
Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. I think that before life has opened, so full of a superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond rings, but I just want everything, but everything means nothing if I got you. Yeah. Some people search for a fountain, the promise is forever young. Some people need 3,000 roses, and that's the only way to prove you love them. Listen, baby, Hand me the world on a silver platter. tell me And why. who would it be? No one to share. To share, No no one one who truly, really truly cares for me. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond rings, but I want everything, but everything means nothing if I got you. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby. If I got you, baby. Some people want diamond rings, but some just want everything, but everything means nothing. If I got you. If I got you, baby, really care, truly care for me. Oh, pick me up for me. Some people want it all. I don't want nothing more. Know that these words are true. If I got you, some people want it all, and I don't want nothing more. Know that these words are true. If I got you. Grazie.
she's gone, and she always got to know anytime she wonder this time when she is gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house don't see no home anytime she goes away. I know, I know, I know, I know. 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 I know, I know, I know. When she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. All I wanna do when I wake up in the morning and see your eyes, Rosanna, Rosanna. I never thought that a girl like you could ever care for me, Rosanna. Oh
yeah. All I wanna do in the middle of the evening is hold you tight. Rosanna, Rosanna, I didn't know you were looking for more than I could ever be. Not quite a hair since you went away, Rosanna, yeah. Now she's gone, and I have to say, meet you all the way. All the way, Rosanna, yeah. All the way, meet you all the way. I still face still shining through the window on the other side. Rosanna, Rosanna, I didn't know that a girl like you could make me feel so sad. Rosanna, oh yeah. All I wanna tell you is now you never ever have to compromise. Rosanna, Rosanna, I never thought that losing you could ever hurt so bad. Not quite a year since you went away, Rosanna, yeah. Now she's gone, and I have to say, meet you all the way. Meet you all the way, Rosanna, yeah. Meet you all the way. Meet you all the way, Rosanna, yeah. Not quite a year since you went away, Rosanna, yeah. Now she's gone, and I have to say, meet you all the way. Meet you all the way, Rosanna, yeah. Meet you all the way. Meet you all the way, Rosanna, yeah. Meet you all the way. Meet you all the way, Rosanna, yeah. Meet you all the way. Meet you all the way, Rosanna, yeah. Grazie. Oh, adesso, visto che state battendo le mani, cominciamo questo prossimo brano con le mani. Birds fly, wheat are finally free. Patience lost, I began to lose me. My advice will be take a breath. Close your eyes and take a step. I wasn't scared of all this on my own. You put me down and I let you go. I told you I would prove you wrong. And now I'm here and I'm standing strong. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know.
Amen. 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 And if I had to go back in time, I would just do it again. 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 Hey, 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 hey. I ain't nobody go, say, hey, hey, hey. I ain't nobody go, go, hey, hey, hey. I ain't nobody go, go. I know. I know, I know. I know. I know, I know. I know that I ain't got far to go. Go, go. 'Cause I spent forever waiting, and it's no longer a dream. And now I'm landing on my feet, that I ain't got far to go. Go, go. 'Cause I spent forever waiting, and it's no longer a dream. And now I'm landing on my feet, that I ain't got far to go. Grazie. Grazie. Un po' nascosto il maestro Marco Orlando al pianoforte. Here come a flat top, he come growing up slowly. He got juju eyeball, he won holy roller. He got head down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please. He wear no shoes and he got toes and footballs. He got monkey finger. He shoot Coca-Cola. He say, I know you, you know me. one thing I can tell you is you got to be free. Come together right now. Over me. Cracker, he got feet down below his knee. Hold you in his arm till you can feel his disease. Come together right now over me. He roller coaster, he got early warning, he got muddy water, he
come together right now over me. Non sono un po' sicura, ma deve rimanere qui perché se mi serve con urgenza. Ce l'ho qua io, non te la prende nessuno. Lascio lì. Sì, ma all'inizio guarda, tutta la prima Sembri un po' stupito perché rimango qui indifferente, come se tu non avessi parlato, quasi come se tu non avessi detto niente. Ti sei innamorata? Che cosa c'è che non va? Io dovrei perciò soffrire da adesso per ragioni ovvie di orgoglio e di sesso. E invece niente, nessun dolore, non sento niente, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, non c'è emozione, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore. Quando eri indeciso, combattuto tra l'abbracciare me o la vita, ti ricordi i miei silenzi pesanti che tu credevi gelosia per inesistenti amanti. E allora già intuivo che c'era qualcosa che mi sfuggiva, quella fragile eterea coerenza di bambino senza troppa pazienza. Non sento niente, Nessun no, dolore, adesso niente, nessun no, dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, non c'è emozione, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, non sento niente, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, non c'è emozione, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore, nessun dolore. vetro non è rotto dal sasso, ma dal braccio esperto di un ingenuo gradasso. L'applauso per sentirsi importante, senza domandarsi per quale gente. Tutte le occhiate maliziose che davi, era semisparsi al vento, qualcosa che vedevi e mi arrivi, e mi arrivi, e mi arrivi. Sento niente, nessun dolore, 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 nessun dolore. Grazie mille Ultra Jam Sextet, diamo il via a questa meravigliosa serata. A più tardi.
Buonasera a tutti, grazie per essere qui in nostra compagnia, grazie al Teatro Toniolo per averci ospitati e naturalmente grazie agli Ultra Jam Sextet per questa introduzione meravigliosa e per aver scaldato la nostra serata. Benvenuti a questa edizione speciale del Premio Mestre di Pittura 2026, speciale perché si tratta della 10ª edizione e che anche quest'anno torna eccezionalmente a maggio. Grazie nuovamente a voi per essere qui questa sera e grazie anche a chi idealmente ci sta seguendo tramite lo streaming. Siamo qui per trascorrere una serata dedicata all'arte, non solo alla pittura, ma all'arte a 360 gradi, perché abbiamo iniziato con la musica e così continueremo a fare nel corso della serata e anche attraverso la danza. Vi riserveremo non poche sorprese. Ora però partiamo subito con i ringraziamenti. Grazie al Circolo Veneto APS, Fondazione dei Musei Civici di Venezia, in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Venezia, Fondazione Bevi l'acqua la Masa e con l'ospitalità di Centro Culturale Candiani Teatro Toniolo. Grazie ai patrocinatori Regione Veneto, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Venezia. Con il contributo della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, la Fondazione di Venezia, con il sostegno di Vela SPA cofinanziato con le risorse del Fondo Unico Nazionale del Turismo. Grazie a mecenati promotori e mecenati sostenitori e naturalmente grazie alle giurie che avremo modo di conoscere tra poco, la giuria tecnica, la giuria popolare, le giurie dei premi speciali. E ora invito qui con me sul palco Silvia Polese, segretario generale del Circolo Veneto, e Cristiano Costantini, presidente del Circolo Veneto. Benvenuti. Buonasera a tutti. Questo è un momento davvero speciale per il Circolo Veneto. Il Premio Mestre di Pittura è il fiore all'occhiello della nostra associazione e la cerimonia di premiazione è sempre stata un momento di festa, un momento davvero speciale. E sono davvero felice di viverla insieme a voi, questa bella occasione di festa. Ecco, siamo arrivati appunto alla 10ª edizione e quindi siamo ancora più felici. È un miglioramento, una continua crescita rispetto agli anni precedenti e ciò ci riempie davvero di gioia e di soddisfazione. Grazie Silvia. Prego Cristiano. Mi vedrete spesso sul palco stasera. Ogni anno ci si abitua sempre di più a stare qui e vedervi sulla platea. Mi ricordo la prima volta che per me era un muro buio, nero. Adesso invece vi vedo, vi riconosco. Quindi grazie al pubblico che è qui presente, perché è questa la platea che noi vogliamo. Cioè, quello che fa il Circolo Veneto lo fa per la città. È una soddisfazione per noi poter organizzare degli eventi culturali come il Premio Mestre in particolare, perché sono momenti importanti per la città. Poi avremo modo di dire due parole in più, ma credo che in questi 10 anni abbiamo creato i presupposti per una storia culturale della nostra città e questo è un motivo di orgoglio perché l'abbiamo fatto tutti assieme, noi che organizziamo ma anche tutti voi artisti e partecipi di questa iniziativa. Grazie Cristiano. Buona serata. Chiamiamo ora Ermelinda Damiano, Presidente del Consiglio Comunale di Venezia. Benvenuta Presidente. Prego. Allora, buonasera a tutte e a tutti, un grande ringraziamento doveroso al Circolo Veneto. Io ormai seguo questo premio dalla sua nascita insieme al sindaco e voi avete detto è stato ed è un fiore all'occhiello del Circolo Veneto, è un fiore all'occhiello di tutta la città perché il Premio Mestre di Pittura grazie a voi ha dato nuovo slancio all'arte e alla cultura proprio qui a Mestre. E poi sulla falsariga di questo e del grande successo del premio sono stati tanti anche gli investimenti e l'amministrazione.
Quest'anno è stato anticipato proprio in concomitanza dell'apertura del MUVEC, questo nuovo spazio culturale, questo nuovo museo al Centro Culturale Candiani, grazie alla Fondazione Musei Civici, che in questi anni anche in terraferma ha fatto un lavoro straordinario. Abbiamo portato le grandi mostre, l'ex emeroteca è rinata in tutta la sua bellezza. Oggi è quasi pronta l'ex De Amicis, così come il Palaplip, ma penso anche a Forte Marghera, dove abbiamo portato la Biennale. Quindi abbiamo tutti dato grande lustro all'arte a Mestre, però senza l'impulso di questo premio probabilmente questa via sarebbe stata un po' più faticosa. E io mi sento in dovere di ringraziare, di fare un grande applauso a Cesare Campa, perché tutto è nato grazie alla sua visione, poi Cristiano, Silvia e tutto il Circolo Veneto hanno e sanno portarlo avanti con grande dedizione, grazie anche alla Fondazione Bevilacqua La Masa, così come l'Accademia delle Belle Arti. Ecco, un lavoro di rete fondamentale che ha fatto sì che questo premio crescesse negli anni in maniera esponenziale dal punto di vista della qualità, della quantità, ma questa sera è la serata in cui sono protagonisti gli artisti. Un grande ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato a questa edizione, e 10 anni si festeggiano sempre, e io sono convinta che avrà una lunghissima vita ancora questo premio, che era rinato dopo tanti anni in cui non era più stato promosso nella nostra città. E naturalmente un grande in bocca al lupo per coloro che saranno i vincitori. Ecco, la nostra città, il nostro comune è orgogliosa di tutti voi. Grazie, grazie Presidenta, grazie Ermelinda Damiano. Sappiamo che ha altri impegni, quindi la salutiamo. Grazie però per essere stata qui con noi. È un onore per noi averla qui con noi sul palco. Abbiamo già sentito un po' di storia del premio, perché in qualche modo ce l'hanno anticipato. Vi ricordo un po' come è nato questo premio. Ha visto nelle 9 edizioni precedenti complessivamente 3.200 artisti candidati e oltre 5.000 opere proposte. Una grande finestra sul mondo della pittura contemporanea. È importante perché è sempre stata in piena libertà stilistica, tecnica, senza limiti di età. Chi conosce questo premio lo sa, senza confini geografici, e che trova poi il momento conclusivo in ogni edizione della mostra nelle opere proprio finaliste al nuovo MUVEC, come abbiamo sentito poco fa. Il premio Mestre di Pittura è nato nel 1958 dall'idea dell'artista Andreina Crepè Guazzo, che proprio dai primi anni 50 auspicava il rilancio culturale della terraferma in concomitanza con quello economico in atto in quegli stessi anni. E dopo 10 fortunate edizioni che coinvolsero alcuni tra i più celebri nomi del panorama pittorico, il premio venne sfortunatamente abbandonato nel 1968. Nel 2017 però ha ripreso vita grazie alla volontà e alla passione dei membri del Circolo Veneto e, come dicevamo poco fa, anche di Cesare Campa, che ringraziamo insieme ovviamente al Circolo Veneto, e dal 2018 organizzato in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia quale partner selezione delle opere. Sono 588, dunque tantissimi, i candidati di questa 10ª edizione, con una grande partecipazione dal Veneto, richieste da tutto il territorio nazionale e ancora una volta con una significativa presenza di artisti internazionali. Invitiamo ora sul palco insieme a noi Mattia Agnetti, segretario organizzativo della Fondazione Musei Civici di Venezia. Benvenuto, benvenuto Mattia. Buonasera. Sì, dovremmo... Sì. Grazie molto, Prego. grazie molto della vostra presenza numerosa questa sera, grazie per questo invito. È sempre un momento bellissimo essere qui alla presentazione del Premio Mestre. Fondazione Musei Civici è partner di 9 delle 10 edizioni e in questo caso la 10ª edizione rappresenta veramente un punto di partenza in realtà per quello che vorremmo fare insieme al Circolo Veneto nei prossimi anni. L'importanza del concorso è cresciuta nel tempo e insieme al Presidente e al Circolo Veneto tutto abbiamo deciso di omaggiare questo 10° anniversario dedicando
lo spazio nuovo delle mostre temporanee al museo alla Casa delle Contemporaneità, di cui anche la Presidente Damiano ci ha parlato, proprio all'edizione 10ª del Premio Mestre di Pittura. Voi sapete che per Fondazione Musei Civici l'arte contemporanea è diventata sempre più una missione importante da perseguire, tanto dal punto di vista espositivo, da qui il Museo di Arte Contemporanea, ma anche la casermetta numero 8 a Forte Marghera, tanto dal punto di vista della produzione. Quindi c'è un investimento che i musei civici stanno facendo, che va in parallelo ovviamente alla missione principale, che è quella della salvaguardia, della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico di tutti noi, della città di Venezia. Io chiudo spendendo una parola per MUVEC, Casa delle Contemporaneità, chiedendo a tutti voi di diventare ambasciatori del nuovo Museo di Mestre. È un museo di arte contemporanea, ha una collezione fantastica, una collezione che girerà, nella quale proporremo diverse opzioni, diversi percorsi e certamente il Premio Mestre di Pittura sarà un momento fermo nei prossimi anni nel programma culturale dei Musei Civici di Venezia. Quindi grazie ancora, in bocca al lupo ai concorrenti e vedremo più tardi chi sarà il vincitore di questa serata. Grazie molto. Grazie Mattia Agnetti, davvero anche per averci ricordato quello che è stato un po' l'excursus per arrivare fino a qui. Allora, finora voi avete visto scorrere alle nostre spalle le 60 opere finaliste di questa 10ª edizione, quindi è giunto il momento di dare il via allo scrutinio della giuria popolare. Nella prossima ora dunque decideranno chi saranno i vincitori di questa edizione. E mentre loro iniziano questo lavoro certosino, diamo ora spazio allo spettacolo di Tugo, un gruppo di professionisti che molti di voi già conosceranno e che collaborano anche con artisti di fama internazionale. Ci faranno ascoltare Superstition di Stevie Wonder e Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia. Buon ascolto. Superstition, running on the road. There is superstition, let her fall. Turning on my baby, broken looking glass, 7-year-old don't understand, then you'll suffer. Superstition in the way. There is superstition. You gotta wash your face in pain. There is superstition. Going strong. Turn me on, oh baby. Broke the looking glass. 7-year-old baby. You know what I came. When you believe in things that you don't understand, then you'll suffer, then you'll suffer.
Christian. We believe in things that you don't understand, then you're superstition in the way. Grazie. Certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare certe giornate a mare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, nelle nostre notti bianche, ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro sì. Fretta vanno via le giornate senza fine, silenzi che familiarità e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano a chi l'ascolterà. E dalle macchine per noi i complimenti dei playboy, ma non li facciamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così, dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui, nelle sere tempestose, portami delle rose, nuove cose, ne diremo ancora un altro sì. È difficile spiegare certe giornate a mare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, nelle nostre notti bianche, ma non saremo stanchi neanche quando ti diremo
Grazie. Grazie ai To Go, come sempre non ci deludono mai. È giunto ora il momento del premio alla carriera, un premio che è stato introdotto nel 2021 per omaggiare in ogni edizione un artista che si è distinto nel corso della sua attività, oltre che per i meriti artistici, anche proprio per il suo legame con il territorio. L'artista premiato questa sera è Luciano Zarotti. Luciano Zarotti, che continua la sua fertile attività ricca di rimandi al passato, allo stesso tempo totalmente nuova nell'affrontarli con un rinnovato spirito di indagine e di contemporaneità. Sue opere figurano nelle collezioni della Galleria Internazionale d'Arte Moderna Capesaro di Venezia, del Museo a Mosca, del Gabinetto delle Stampe di Firenze, oltre che in altre importanti collezioni pubbliche e private. Chiamo qui sul palco Luciano Zarotti. Attenzione ai nostri gradini che sono un po' ripidi. Benvenuto, benvenuto Luciano, complimenti, complimenti, prego. Chiediamo ad Anita se gentilmente consegna, ecco qui, il microfono, prego. Grazie, grazie Anita. Grazie. Luciano, innanzitutto complimenti, immagino sia una grande emozione per lei. Certo, è una cosa incredibile essere qui e ritirare questo premio della carriera. Non so cosa dirvi, vi ringrazio moltissimo, non so cosa dirvi. È difficile No, trovarsi è difficile. qui su questo palco a commentare un premio così importante. Cioè, è molto più facile dipingere che essere qui su un palco. E quindi Immagino. devo congratularmi con il premio Mestre perché ha riacquistato questa importanza. Io avevo partecipato quando ero giovane, nel 60-65, al premio, anzi ho preso il terzo premio, il premio Mestre. E da quella volta ne ha fatto di strada questo premio. Ho visto le opere di ragazzi, io ho insegnato 40 anni all'Accademia, quindi li conosco molto bene e devo congratularmi anche con le scelte della giuria. Grazie, grazie Luciano. Il premio verrà consegnato dal presidente della giuria tecnica Gianfranco Marianello, che invito qui con me sul palco. Buonasera, buonasera Presidente, grazie. Eccoci qui per la consegna del premio. Grazie. Prego. Grazie. Grazie, bellissima tarda. Le motivazioni le leggerà Marco Dolfin, segretario della giuria tecnica. Presidente, anche lei, se vuole dire due parole per il nostro vincitore di questo premio importante. Certo, buonasera a tutti, mi sembra una scelta straordinaria per un artista davvero importante. Naturalmente non vi preoccupate, non faremo adesso una prolusione, una lexio, però vorrei dire qualche cosa di così che siccome è veramente quasi commovente dell'opera di Zarotti. Spesso la pittura viene data per finita, superata da altre tecniche, da altre tecnologie. In questo momento siamo davvero catturati dall'ansia di comunicare attraverso immagini, ma la pittura non è soltanto qualcosa che appare sullo schermo, è qualcosa che ci restituisce davvero all'umanità più profonda, all'idea di poter costruire le nostre qualità espressive attraverso la realizzazione di materiali che diventano qualcosa che è incredibile. È forse la tecnica espressiva più antica dell'uomo, anzi è la nascita dell'uomo, è con la pittura, no? Con Lascaux, con le prime impronte, eppure dopo secoli e tante geografie diverse, ognuno di noi è capace di fare qualche cosa di nuovo, di originale. Zarotti questa cosa l'ha
testimonia continuamente, anzi lui non è che ha una pittura come posso dire, coltivata in autonomia senza consapevolezza del divenire storico dell'arte. Lui ha conosciuto l'arte di avanguardia, è stato a Parigi, ha visto nascere fenomeni diversi, ma non ha mai rinunciato alla possibilità di ritrovare nel gesto del fare pittura in maniera tradizionale, antica, una modernità presente. E devo dire che ho visto, io lo dicevo poco fa, delle opere sue, tutto sommato più recenti, che mi sembrano davvero incredibili, perché lui ha realizzato dei quadri che sono temporaneamente l'occasione per uno strappo della pittura per poi portarla su un'altra superficie, proprio come avviene a volte per preservare gli affreschi. Allora capite che questo gesto di prelevare la pittura, la sua materia, e poterla consegnare a un altro supporto significa che la pittura non è solo immagine, ma è corpo, è una vitalità che viene maneggiata davvero da una profonda umana capacità artistica. Quindi davvero Zarotti, premio davvero straordinario, una bellissima occasione. Tutto vero? Bene, meno male. Allora Marco Dolfin può leggerci le motivazioni. Testimonianza e riconoscimento alla sua carriera, alla sua ricerca che non conosce pause e alla sua grande capacità di fare arte, di coniugare l'antico con il moderno in un proprio originale linguaggio espressivo. Grazie. Chiamiamo anche Silvia Polese e Cristiano Costantini, rimaniamo qui per la foto di rito. Eccoci qui, prego. Immortaliamo questo splendido momento. Sì, volevo dire, per finire, che tutta la mia pittura, da quando ho iniziato, è sempre basata sulla pittura naturale, cioè io mi faccio i colori, le terre, le tele, come facevano nel Cinquecento. Cioè io non ho mai adoperato l'acrilico, perché penso che l'acrilico sia una pittura globalizzante o globalizzata, cioè io ho sempre seguito la nostra strada, la strada italiana del Rinascimento, quindi sarò vecchio, antico, ne ho 84 anni, ma insomma ho sempre cercato nella pittura e nella materia l'espressione. Ecco, questo qui, come ha detto giustamente. Grazie a Luciano Zarotti e complimenti. Grazie. Prego, può. Benissimo, prego. Noi proseguiamo perché c'è un altro importante riconoscimento, rimanete anche voi pure qui con me, il riconoscimento alla memoria. Già il nome vi farà capire che cosa significhi questo riconoscimento che è stato introdotto nel 2022 proprio per ricordare gli artisti vincitori delle edizioni storiche del Premio Mestre di Pittura e vuole proprio offrire un collegamento tra gli artisti che operano e partecipano al concorso pittorico e quanti invece vi hanno partecipato in passato, un legame proprio tra passato, presente e anche futuro, direi, in questo caso importantissimo. E in questa 10ª edizione l'organizzazione ha deciso di assegnare il riconoscimento alla memoria alla veneziana Laura Padova, vincitrice della 5ª edizione del 1962 con l'opera Adolescente in grigio, esposta nella mostra delle opere finaliste di questa edizione del concorso pittorico. Leggiamo la motivazione, Marco Dolfin ci spiega perché avete scelto proprio quest'opera. Per il suo contributo alla ricerca artistica a Venezia, nel cui scenario fu presenza originale e autonoma, con la sua pittura di sintesi poetica e il suo impegno volto a promuovere il riconoscimento del ruolo femminile nelle arti figurative. Complimenti, chiamiamo qui sul palco il nipote Umberto Padova insieme alla nipote Nina Zen e naturalmente il presidente della giuria Gianfranco Marianello proprio. Eccoci qui, stanno arrivando anche il nipote Umberto insieme alla nipote Nina.
Nel frattempo volevo dirvi appunto l'opera che vedete alle mie spalle è esposta in mostra, nella mostra dei finalisti, e quindi anche questa occasione è un modo di conoscere questi artisti. Difatti, oltre a vedere l'opera in mostra, c'è presente anche un interessantissimo saggio in catalogo del premio, appunto, scritto da Laura Poletto, che si è occupata di quest'artista e che ci ha fatto scoprire, come dire, anche la produzione. Oggi purtroppo Laura Padua, come molti altri artisti di quell'epoca, non ne abbiamo, come dire, moltissime testimonianze, e non se ne parla molto come invece si potrebbe fare, quindi il premio Mestre diventa anche, come dire, un'occasione veramente interessante per riscoprire questi artisti del Novecento veneziano e di vedere quindi dal vero le loro opere, quindi approfondire anche attraverso conferenze o saggi, insomma, queste figure così particolari. E magari cercare anche nuove ispirazioni, chi può dirlo. Nel frattempo ci ha raggiunto Umberto, grazie per essere anche qui con noi insieme alla nipote. Eccoli qui, mettetevi pure qui al centro così vi possono anche vedere insieme e consegniamo pure il premio Presidente. Grazie. Complimenti. Sì. Ecco qui, prego. Sono abbastanza emozionato di essere qui, ovviamente potete immaginare che non mi aspettavo una cosa del genere, sono passati non molti anni ma molti decenni, quindi è stata, diciamo, una sorpresa dopo tutte le fatiche che aveva fatto mia zia per le sue esposizioni all'epoca, eccetera. Trovarne qui una già pronta, devo dire, è stata una vera e propria sorpresa. È un omaggio, diciamo, alla sua vita, alla sua arte, alla sua caparbia, diciamo, perché ha dovuto, soprattutto come donna, ha dovuto lottare parecchio, diciamo, sgomitare, se vogliamo. Non era facile la vita. Pensate che alla Biennale di quegli anni, parliamo quelle del dopoguerra, avevano deciso di non invitare, di scartare tutte le candidature delle donne, tanto per dire. E poi c'è stato l'inghippo che una donna si chiamava di cognome Salvatore, hanno fatto confusione, l'hanno invitata, non sapevano più fare marcia indietro, non sapevano più che pesci pigliare. Quindi so quanto ha tribolato, diciamo, per carità, per farsi volere. Comunque era soprattutto una donna, un'artista, ed era molto molto presa dalla sua arte. Soprattutto le figure come queste, diciamo, anche se poi proprio studiava le figure fin troppo, come dire, perché cercava delle cose molto difficili. In un certo senso erano più freschi i suoi paesaggi, tant'è vero che qualche volta sono stati apprezzati più i suoi paesaggi, come dire, più genuini, più diretti, piuttosto che le sue figure, dove insomma faceva veramente della ricerca, e questa è stata la sua vita. Grazie agli organizzatori, perché è tutto merito loro di questo recupero inatteso. Grazie a tutti e complimenti. Grazie anche a lei, complimenti, questo riconoscimento alla memoria meritatissimo anche per le difficoltà che ci sono state nella carriera di sua zia. Un riconoscimento, dico, meritatissimo proprio per le difficoltà che ha dovuto affrontare sua zia, come ci ha raccontato. Quindi doppiamente un doppio applauso. Complimenti. Grazie a Umberto Padua, grazie anche a Nina che l'ha accompagnata. Grazie, parliamo ora di un gruppo speciale, il gruppo dei mecenati. Quindi io inviterei qui con me sul palco subito Daniela Mattiuzzi, presidente dei mecenati, una presenza fondamentale che con la sua partecipazione rende e ha reso possibile
tutto questo, la realizzazione di questo premio. Un lavoro importante, un lavoro, come diceva anche prima la Presidente del Consiglio, di rete, che è fondamentale. Buonasera, benvenuta. Prego, le portiamo subito un microfono, grazie. Grazie Anita. Allora, buonasera. Buonasera a tutti. Diciamo che in questa occasione speciale dei 10 anni io volevo fare un ringraziamento ancora più caloroso a tutti i mecenati, perché diciamo che è anche grazie alla loro generosità, alla loro partecipazione, che il Premio Maestri di Pittura, edizione dopo edizione, cresce, si rafforza ed è diventato quello che insomma oggi tutti noi lo conosciamo. E quindi meritano un applauso, devo dire la verità, questi mecenati. E noi siamo partiti 10 anni fa, eravamo un gruppo abbastanza nutrito, poi diciamo che durante gli anni altri con grande piacere si siamo uniti a noi, e io questa sera avrei il piacere di chiamare qui sul palco uno dei fondatori di quei 10 anni, sono stati 10 anni fa, ed è la signora Sandra De Agostini, però è conosciuta come Contessa Soasera, che invito qui sul palco ad unirsi a noi. Eccola qui, sta arrivando. Eccoci, mi raccomando, facciamo sempre attenzione a questi gradini che sono ripidi. Sì. Benvenuta. Benvenuta. Prego. Bene, io le passo il microfono perché è stata sicuramente fin dall'inizio una delle persone che ha creduto tantissimo in questa manifestazione, che ci ha messo il cuore un po' come tutti noi. Certo. A lei, prego. Il primo momento per me era un grande sogno, non saprei neanche se si realizzava, perché circa 12 anni fa Campo è venuto un po' in negozio a parlarmi appunto di... Ho detto no, non sa, io mi ricordavo il vecchio Premio Mestre, no? Mamma mia, non sarà vero, un sogno a me sembrava. Guarda che razza di realtà, altro che meraviglioso. Grazie a Campa, grazie a tutti e grazie a tutti i mecenati. Però io vorrei fare un plauso ancora di più ai primi che ci hanno creduto, ai primi mecenati, perché là è stato... Grazie naturalmente a tutti gli organizzatori, tutti i musei, tutti bravissimi, bravissimi. Questo sogno è diventato una grande realtà. Ed è bello essere qui a festeggiare anche questi 10 anni, ovviamente, questa sera. È soltanto un segno, non è un dono di pregio, ma è pregiato perché è l'Osella, che darò a tutte e due voi. Come mecenati siete i primi a ricevere l'Osella della 10ª edizione del Premio Mestre di Pittura. Quindi siamo... Perché se no non vuol dire che mi cascasse per terra, perché è molto pesante. Quella là, bellissima. Eccoci qua. Eccolo qui, così lo possono anche fotografare. Molto bello. È un piccolo segno, però della grande importanza che hanno i mecenati per il Circolo Veneto e in particolare per il Premio Mestre di Pittura. Senza i mecenati non sarebbe partito, senza i mecenati non sarebbe continuato e senza mecenati non avrebbe futuro. Grazie. Sono orgogliosa di aver partecipato in minima parte a tutto questo, da vecchia mestrina. Grazie a tutti ancora. Grazie ai mecenati che rendono possibile la realizzazione di questo premio. Io chiedo a Cristiano di rimanere qui con me sul palco. Cristiano, proprio per parlare di un altro momento importante, il gruppo degli amici del Premio Mestre di Pittura. È importante, Cristiano, perché siamo giunti a questa 10ª edizione e che è un compleanno speciale. È un compleanno speciale,
è un punto di arrivo, ma è anche, come diceva prima Mattia Agnetti, è un punto anche di ripartenza. La 10ª edizione è un numero importante, perché è un numero tondo che è significativo, tra l'altro replica le edizioni storiche che sono state 10, e poi soprattutto proprio per mancanza di risorse di quel mecenatismo di quella volta, di supporto, non ha più potuto continuare. E noi ci auguriamo che questa 10ª invece sia l'inizio di una nuova avventura. Abbiamo visto già delle novità, perché anche il posizionamento all'interno della nuova sede MUVEC è senz'altro una novità, e quindi non è una fine di una storia, ma è anche l'inizio di una prospettiva. Quando ci hanno suggerito, e più che suggerito era ineluttabile, lo spostamento della fase finale, che tradizionalmente per 9 edizioni era a settembre, e a primavera, siamo rimasti un po' sconcertati, perché ovviamente sarebbe stato un impegno notevole. Però poi, guardandoci assieme con Elisabetta Barisoni, di cui poi avremo le sue parole, abbiamo detto, ma dopo sarà sempre primavera, cioè vediamola in termini positivi. Quindi mi è piaciuto questo rilancio, perché è l'inizio di un'avventura di primavera. Vedremo poi i prossimi anni come poter organizzare, perché tutto può essere migliorato rispetto alle difficoltà che anche qualcuno di voi ha potuto riscontrare quando una cosa inizia. Anche la prima edizione del Premio Mestre 10 anni fa è evoluta, è cresciuto il premio in maniera notevole proprio per la partecipazione e per il sostegno a questa partecipazione che abbiamo dato. E a questo sostegno, appunto, ha avuto anche importanza anche quel sito, che è il sito degli amici del Premio Mestre di Pittura, che è un deposito, un ricordo, diciamo, delle opere candidate, dove volontariamente tutti i candidati, indipendentemente dall'esito delle varie edizioni, possono dare visibilità alla loro opera candidata. E quindi è un racconto, è una storia, è una delle tante storie che il Premio Mestre sta lasciando alla città. È una storia, il Premio Mestre, è una storia, la serie di mostre che vengono fatte. Un'altra cosa che deposito è un brutto termine, ma di fatto è un mantenimento di opere d'arte che vengono vinte con i premi acquiste, sono di fatto esposte presso ambienti pubblici, e quindi la città si sta arricchendo anche di una serie di opere che provengono dal concorso. Tutti questi elementi sono noti a tutti, perché andando nei luoghi pubblici, municipio, Laurenzianum e anche il deposito dei musei civici, gli archivi, che poi sono opere che all'occorrenza i musei civici anche portano alla visibilità in mostre, è una cosa che, diciamo, è significativa, e tutto questo lo manteniamo anche in memoria nel nostro sito. Io voglio ricordare che nel mondo odierno anche l'informazione non è soltanto l'informazione quotidiana tangibile, ma è un'informazione che poi può rimanere nella storia e nel tempo, al di là appunto della localizzazione. Quindi come la storia di ogni edizione ha una sua memoria, questa memoria è depositata nel nostro sito. Abbiamo un sito del Premio Mestre di Pittura, poi chi già lo conosce, ma avremo modo anche di farlo conoscere meglio anche alla fine di questa serata, e lì c'è, oltre che la storia di ogni edizione, c'è la storia delle vecchie 10 edizioni. Da quest'anno, in occasione della 10ª edizione del 2026, abbiamo raccolto e fatto una sezione dove ci sono tutti i cataloghi delle 10 edizioni storiche, quindi abbiamo recuperato gli ordinati. Meraviglioso. E questo fa parte proprio di questa continua volontà di dare alla contemporanea produzione pittorica, che è quella del concorso, indubbiamente, quindi è una finestra sulla contemporaneità intesa come opere che si realizzano adesso, ma anche inserita in una storia, cioè sono opere che vengono inserite in una storia che noi raccontiamo. E questa sera anche abbiamo visto quei 2 premi che abbiamo appena consegnato, il premio a un artista vivente che ha una storia importante, e un artista invece che ricorda quelle vecchie edizioni, che
sono state vinte da artisti che per lo più non hanno più mantenuto una memoria collettiva ed è una volontà nostra di riportarli alla conoscenza, perché tanti giovani probabilmente non li hanno mai sentiti neanche nominare, e invece abbiamo visto delle grandi qualità. Anche con le conferenze che facciamo al Centro Candiani andiamo ad approfondire e scopriamo veramente delle qualità. Vuol dire che partecipare al Premio Mestre di una volta come quello di adesso è un modo per far scoprire dei talenti che rimarranno per sempre a nostra disposizione, noi che siamo non autori, ma che siamo quelli che beneficiano della visibilità di queste opere. Quindi grazie per tutto questo anche agli artisti. Se hai qualche altra domanda, io sono qua, perché hai capito che grazie. Cristiano, ci hai spiegato benissimo, però io ti inviterei a rimanere qui con me per portare il messaggio di Riccardo Caldura, parlando dei patrocinatori. Caldura non può essere qui con noi questa sera, il direttore dell'Accademia delle Belle Arti, per ricordare che cosa? Sì, allora, il Premio Mestre è organizzato dal Circolo Veneto assieme ai musei civici e con la collaborazione della Fondazione Bevilacqua La Masa e dell'Accademia di Belle Arti, cioè la sinergia di questi enti che hanno fatto crescere il Premio Mestre come lo conosciamo. Questa sera doveva essere su un palco anche Riccardo Caldura, il direttore dell'Accademia Belle Arti, però mi ha avvisato che è rimasto bloccato fuori città per motivi di lavoro e deve tornare molto tardi, per cui mi ha chiesto di poter portare, oltre che le scuse della sua assenza, comunque 2 parole di mantenimento del sostegno dell'Accademia di Belle Arti di Venezia a questa iniziativa, convinto sostegno, che ci vede affiancati e anche suggeritori, consiglieri in questi anni. E poi per una cosa molto importante, cioè il trofeo che verrà consegnato al vincitore del premio della giuria popolare è il risultato di un concorso di scultura, di bozzetti che vengono progettati e realizzati, eccoli qui, vediamo, le vedete alle mie spalle, alle nostre spalle, sono progettati dagli studenti del corso di scultura che è tenuto dal professor Giuseppe D'Angelo, che credo sia in sala, e assieme anche agli studenti del corso che hanno realizzato queste opere. All'interno di questo gruppo di opere è stata individuata una che è diventato il trofeo che poi verrà consegnato al vincitore della giuria popolare, secondo il verdetto della giuria popolare di quest'anno, di cui avremo modo di parlare dopo. Ne parleremo Quindi sicuramente. io farei un applauso all'Accademia, al professor D'Angelo e a tutti gli studenti che sono qua presenti, perché veramente meritano, perché ormai anche questo è diventato una storia, cioè non è un'unica occasione, ma sono varie edizioni, e quindi noi abbiamo una sequenza di trofei realizzati da questi studenti, e quando viene fatta la selezione lì nel lontano bellissimo sede dell'Accademia a Venezia, quello che emerge è che anche questa scultura, ripeto quello che dice il professor Caldura, il direttore Caldura, è una tipologia di opera d'arte su cui vale la pena di investire. Cioè questi giovani che si accingono a diventare artisti hanno già il coraggio di esporre non soltanto nell'ambito scolastico, diciamo, certo, le loro opere, ma anche di esporle ad un mondo che li valuta senza conoscerli personalmente. Tutte queste opere tra l'altro sono esposte alla mostra qui che c'è a Muve, che è il terzo piano, assieme alle opere di pittura in concorso. C'è una teca che contiene anche tutti i 12 bozzetti che sono stati presentati in concorso. È un modo di uscire, diciamo, nel mondo ed essere valutati e giudicati da tutti noi. È una cosa che penso sia importante, perché è una produzione che poi dovremo seguire anche i prossimi anni, magari anche ampliare. E allora vogliamo annunciare chi è il vincitore del concorso, così abbiamo visto nel frattempo le varie opere. Il vincitore è Giulio Bertacchini. Eccolo qui, il trofeo. Ecco, questo è il trofeo che verrà consegnato più molto tardi. Bello. Ecco, è il trofeo che verrà consegnato più tardi. È intitolato Lassù.
Molto poetico, bello. molto bello, molto elegante. È piaciuto a tutti i valutatori dei bozzetti, non perché gli altri demeritassero, ma bisognava sceglierne Bisogna uno. scegliere, E quindi parliamo di giustamente. questo perché alla fine questo scelto, perché se dovessimo guardarli tutti uno per uno potremmo entusiasmarci e vedere questa fantasia che anima questi giovani artisti. Esatto, grazie a Cristiano. Ora complimenti a Giulio Bertacchini. È il momento ora, un applauso giustamente a Giulio Bertacchini. Ed ora è il momento del Circolo Veneto, che assegnerà tra i quadri finalisti 2 borse di studio. Dunque invito qui come a tornare sul palco Silvia Polese per la consegna e vediamo subito quali sono i quadri premiati. Quello di Flora Maffezzoli e di Gioele Sasha Staltari, che invito qui con me sul palco. Bene, quindi cominciamo con i premi, con queste Iniziamo ad entrare proprio nel vivo del Premio Mestre di Pittura di questa 10ª edizione. Eccoli qui. Eccoli qui. Buonasera, benvenuti. Complimenti, complimenti. Grazie, complimenti. Qui. Eccolo qui, possiamo consegnare i premi, mettetevi pure al centro. Complimenti e potete uno alla volta fermarvi per la foto di rito. La facciamo prima, la fa prima Flora, lasciamo spazio alle signore. Complimenti Flora, adesso a Gioele Sasha per l'altra foto. E complimenti, premio meritatissimo, grazie, complimenti. È il momento ora dei patrocinatori con premio, quindi io inviterei qui con me sul palco Roberto Bottanna, past president della CGA di Mestre. Eccoci qui. Nel frattempo possiamo anche portare un microfono. Benvenuto. Benvenuto, prego. Prego, la faccio accomodare qui al centro. Roberto Bottanna, la CGA, è da sempre vicinissima a questo premio, non poteva mancare in questa 10ª edizione ovviamente. No, non potevamo mancare, comunque citando una felice cosa che ha detto Cristiano Costantini, noi diamo il nostro piccolo contributo alla rete culturale che è fondamentale per la città. Noi diamo il nostro piccolo contributo, il premio Mestre è a tema libero, noi invece diamo un tema. E in quest'anno il tema è il viaggio, orizzonti reali e interiori, per cui abbiamo invitato l'artista a esprimersi. Abbiamo una commissione presieduta dalla gallerista Antonella Romeo Bono, per cui continuiamo questo piccolo contributo. Allora, mentre io faccio accomodare anche Marco Dolfin, che poi ci leggerà le motivazioni, cosa ha ispirato il tema di quest'anno, il viaggio? Beh, il tema di quest'anno... siamo in tempi di grandi trasformazioni sotto tutti i punti di vista, per cui la parola viaggio che potrebbe anche un po' riassumere il clima che stiamo vivendo, per cui questo passaggio da una situazione a un'altra, da un luogo a un altro, penso che il tema viaggio possa riassumere bene questo momento che stiamo vivendo. Grazie. Allora, annunciamo chi è il vincitore o la vincitrice di questo premio, che invito qui a salire sul palco. Si tratta di Chiara Vellini. E mentre la attendiamo, Marco Dolfin può leggerci la motivazione. Grazie anche ad Anita. Leggo la motivazione della CGA di Mestre. L'opera di Chiara Vellini restituisce con intensità il viaggio come esplorazione dell'anima. La porta aperta, le scale sospese e il rosso profondo costruiscono uno spazio di attesa,
Passaggio e trasformazione. La giuria della CGA di Mestre ha riconosciuto in quest'opera una forte capacità di dare forma visiva all'incertezza e al coraggio dell'attraversamento. Eccola qui, nel frattempo ci ha raggiunto. Chiara Bellini, complimenti. Il past president della CGA ha consegnato già il premio. Volevo solo aggiungere che a Chiara che è tradizione che magari più avanti la invitiamo presso la nostra sede da spiegare la sua opera a tutti noi, alla Commissione e al Consiglio direttivo. Questo senz'altro è un ottimo motivo. Grazie, grazie, complimenti a Chiara. Sì, No, io ce l'ho già. lo teniamo. Eccoci qui. Grazie Anita, grazie, sempre molto gentile. Ed ora c'è un altro riconoscimento con i patrocinatori con premio. Quindi io inviterei qui con me sul palco Angela Fiorella, presidente della giuria del Rotary Club Venezia Mestre, in attesa poi di scoprire chi sarà il vincitore di questo premio. Ecco, ricordiamo che questi non sono solo riconoscimenti, ma sono veri e propri premi acquisto, quindi le opere vengono acquistate appunto dalle varie istituzioni. Eccoci qui, benvenuta Presidente, buonasera. Eccoci qui, ci hanno raggiunto anche Silvia e Cristiano. Ecco il microfono. Presidente, eccoci qui per questo premio, un premio importante come ricordava anche Marco Dolfin poco fa, dei veri e propri premio acquisto. Sì. E il Rotary Club è un'organizzazione internazionale che riunisce professionisti e leader nel campo del lavoro. Lo scopo dei nostri soci è quella di mettere a disposizione il proprio tempo per promuovere iniziative culturali o umanitarie, sanitarie di vario genere. Il Rotary Club Venezia Mestre sostiene convintamente il premio Mestre perché è un'importante occasione culturale per la città. E questo premio è rinato dopo un lungo periodo di sospensione grazie proprio al lavoro del Circolo Veneto che poi ha saputo coinvolgere tutte le importanti istituzioni che questa sera sono qui riunite. Il Rotary Club Venezia Mestre ha costituito una commissione formata da 6 soci che hanno scelto quello che sarà il nostro premio Rotary per quest'anno. Il premio consiste nel fatto che noi acquisteremo questo dipinto e che poi sarà donato all'IPAB di Santa Maria dei Battuti perché si unisca ai dipinti che già hanno vinto il premio delle passate edizioni, il nostro premio Rotary, e perché possa essere abbellita quella che è la sala di riunione degli ospiti di Santa Maria dei Battuti, perché possano vivere in un ambiente più gradevole e stimolante. E che cosa meglio dell'arte, di un bel dipinto per renderlo possibile? L'arte ci rende vivi, ci aiuta a stare anche meglio, no? Soprattutto poi in determinate situazioni. Allora, annunciamo il vincitore, si tratta di Andrea Benatti, che invito qui con noi sul palco, mentre Marco Dolfin legge la motivazione. Una versione contemporanea, dinamica e vorticosa dell'estetica barocca, che rimanda ai dipinti di Tiepolo o di Rubens. Dozzine di uomini e donne cadono, si contorcono e sembrano uscire dalla tela, spinti dalla forza di gravità. Il cielo è lacerato da pennellate dense e materiche di colore blu elettrico. Nella composizione dominano i colori scuri, i corpi sono lividi. Non c'è ascensione al cielo, ma precipizio. La visione del quadro trasmette dinamismo ed energia, però senza leggerezza. Un'efficace rappresentazione emotiva del nostro tempo presente. Bene, complimenti. Non
Non vedo Andrea Benatti, forse non è qui in sala con noi. Non c'è, evidentemente avrà avuto un contrattempo anche lui. Va bene, glielo faremo pervenire. Glielo consegneremo. Recapiteremo l'assegno. Grazie alla Presidente della giuria del Rotary Club Angela Fiorella. Noi proseguiamo. Grazie, invito ora con me sul palco Andrea Bellon, il Presidente dell'Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Venezia, Presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Venezia, per un altro premio acquisto. Eccoci qui, ci sta raggiungendo Andrea Bellon. Sì, Marco, rimani qui così mi fai compagnia, grazie. Benvenuto Andrea. Buonasera Eccoci a tutti. qui, prego, la faccio comandare qui al centro. Arte e farmacie è un accostamento particolare? Sì, in effetti può sembrare un accostamento sui generis. Beh, allora, che dire, noi come farmacisti siamo i professionisti del farmaco, ma siamo i professionisti della salute e del benessere. Consigliamo e vendiamo salute e benessere. Quindi mi viene facile risponderle che chi è in salute e chi è in uno stato di benessere psicofisico è più bello, si sente più bello, è più in pace con se stesso e con gli altri, e quindi in qualche modo la bellezza fa parte del nostro lavoro e della nostra professione. Poi ancora, insomma, tengo a dire che noi siamo amici del Circolo Veneto da diversi anni, e con il Circolo Veneto condividiamo l'amore per la nostra città e anche la volontà di promuovere iniziative che servono appunto a valorizzare il tessuto sociale e culturale della città. Questo perché noi siamo sì dei professionisti sanitari, però siamo anche degli operatori che hanno delle attività sul territorio della nostra città. Siamo dei punti di riferimento per i cittadini, raccogliamo le confidenze, ma anche i suggerimenti, i problemi, le aspettative di tutti i cittadini della nostra città. E quindi con il Circolo Veneto condividiamo il desiderio che questa città cresca, che questa città si prenda anche coscienza del potenziale che ha e che affronti appunto con coraggio i problemi, ma anche con ambizione il proprio futuro. Grazie, delle parole anche di speranza per quello che è il futuro. Lo tenga pure lei in questo momento. Allora, annunciamo la vincitrice del premio, Marta Sforni, che invito qui a raggiungerci sul palco mentre Marco ci legge la motivazione. Il premio glielo consegnerà proprio lei. Un manufatto fragile e trasparente si confronta con una natura altrettanto trasparente ma destinata a durare. Gli spazi si confondono in un'armonia di colori neutri e delicati, illudendo la percezione. Eccola qui, ci ha raggiunto Marta Sforni, ben arrivata, complimenti, possiamo procedere alla consegna del premio da parte di Andrea Bellon. Vi posizionate. Prego. Desidero ringraziare anche la collega Donatella Speranzon che ha partecipato alle selezioni dell'opera per la nostra associazione. Bene, la ringraziamo anche noi. Rimanete qui per la foto di rito, la fate insieme, ecco, prego. E ancora complimenti a Marta Sforni e grazie al Presidente Andrea Bellon. Proseguiamo ora con i patrocinatori con premio e chiamo qui con me a raggiungerci Anni Lazzari, Presidente dell'Associazione Trasparenze. Ormai Marco stiamo entrando nel vivo, proprio un premio dietro l'altro? Sì, devo dire che poi quest'anno è stato difficile anche per la giuria perché la qualità, questa è una cosa che Eccoci qui, benvenuta Presidente. Grazie, per me è un onore essere qua
Sono Anche per noi averla. come la Presidente dell'Associazione Culturale Trasparenze, rinata con il Premio Mestre, quindi anche tanti dei nostri artisti a volte partecipano a questa stupenda edizione. Quindi noi siamo molto onorati e parlo a nome di tutti gli associati che hanno scelto per questa stagione, diciamo, l'artista che lei La saprà. vogliamo annunciare subito, Certo. visto che allora la vincitrice è Rebecca Zen, un'altra donna, un'altra vincitrice. Sì, un'altra vincitrice donna. Intanto Marco, se vuole leggerci la motivazione. Un quadro dal tono onirico e misterioso, attraversato da luci soffuse e forme indefinite. I tronchi e i rami sinuosi guidano lo sguardo dentro una natura inquieta ma affascinante. Volevo solo dire una cosa. Complimenti, eccola qui ci ha raggiunto Rebecca, complimenti. Molto giovane. Come regista noi guardiamo molto la luce e la profondità di quello che il tuo quadro trasmette, che per noi è bellissimo, anche per l'attualità dell'impegno, perché è riversato alla natura e quindi è un tema molto attuale. E ci hai dato lo spunto per fare qualcosa di nuovo, perché terremo un meeting proprio in questa occasione. Poi noi ci sentiamo dopo. Non ci lasciate prima della foto. Prima c'era una bella foto con abbraccio, se volete replicare. Però non abbiamo spiegato in cosa consiste il premio, che è una mostra personale dell'artista presso la Galleria Le Trasparenze. Giustamente. Quindi complimenti. Prego, prego. Rebecca, che da noi puoi esporre anche 40 quadri. Ecco. E il nostro spazio è Zen come il tuo cognome, va bene? Ecco Rebecca, questa è una sfida molto importante, addirittura fino a 40 quadri. Grazie per la fiducia e l'opportunità. Avrai tempo di realizzarli. Grazie, grazie, grazie davvero, complimenti, complimenti. Grazie Anita. Adesso è il momento delle menzioni speciali. Marco mi ha lasciata da sola, ma gli chiedo di tornare qui con me. Sbagliato anche l'uscita. Mi vuoi abbandonare qui da sola. La giuria tecnica ha segnalato con una menzione speciale Emanuela Ceccon, che invito qui con me sul palco, mentre Marco ci legge la motivazione di questa menzione speciale. Sì, queste sono menzioni invece fatte, passiamo adesso ai premi stabiliti dalla giuria tecnica, Sì. quindi dalla giuria appunto. Prego. Emanuela Ceccon per lo spirito lirico e allegorico unito a una sapiente tecnica pittorica. Complimenti, complimenti a Emanuela Ceccon. Chiamiamo qui Yuxin Chen, un'altra menzione speciale. Mentre lo aspettiamo, Marco può leggerci la motivazione. Sì. Per i dettagli virtuosistici di caravaggesca memoria. Eccoci qui, complimenti. E infine Christine Kvitka per la terza menzione speciale di questa sera. Eccola qui, ci sta raggiungendo anche Christine. Buonasera, benvenuta, grazie. Leggo la motivazione anche. Per l'originale rielaborazione di elementi secessionisti attraverso una vibrante tecnica pittorica. Complimenti. Complimenti, complimenti per queste menzioni speciali. Potete mettervi più al centro così possiamo dedicarci alle nostre fotografie. Siamo posizionati. Grazie, complimenti. 3 menzioni speciali a 3 donne. Complimenti, complimenti davvero. È giunto ora il momento del premio dei musei civici di Venezia. Quindi l'abbiamo sentita nominare prima, ora la chiamiamo sul palco. Elisabetta Barisoni, dirigente del Museo di Arte Contemporanea di Cappesaro della Fondazione Musei Civici di Venezia. Questo premio denominato Residenza d'artista. Eccola qui, ci sta raggiungendo.
Elisabetta Barisoni. Buonasera, buonasera, benvenuta. Benvenuta, eccoci qui. Roberta. Eccoci qui, questo premio denominato Buonasera, Residenza. intanto volevo darvi anche il mio saluto come dirigente dei musei di Mestre e di Venezia e anche ripetere questa possibilità appunto della residenza d'artista che abbiamo inaugurato all'Emeroteca dell'Arte, aperta nel dicembre 2024. Quindi molto recente. Molto recente, per 10 mesi. Invitiamo un pittore del Premio Mestre di Pittura o una pittrice a accompagnarci insieme agli altri artisti che vengono selezionati con il bando Fondazione Musei Civici e Bevi l'acqua alla Masa. Complimenti, e allora annunciamo la nostra vincitrice, La in nostra questo vincitrice, caso, sì. Roberta Candi, che Complimenti. chiamiamo qui con noi sul palco, mentre Marco Dolfin ci legge la motivazione. Per la sua qualità poetica e un'originale visione del paesaggio. Complimenti a Roberta. Eccoci qui. In bocca al lupo per 10 mesi a questo punto, con i musei Esatto, civici se vorrà. eccoci qui. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi, complimenti e complimenti anche per il premio. Eccoci qui. Grazie, grazie, complimenti, complimenti. Ed ora Marco è giunto il momento di dedicarci alla musica più che alla pittura, quindi vi lasciamo agli Ultra Jam Sextet che voi avete sentito all'inizio di questa splendida serata, che ci proporranno un medley di Stevie Wonder con As, Don't You Worry About a Thing e Faith. Buon ascolto. As around us all the hurt clashes with the wind, as the world must know the blue and element, just as hate knows loves the cure, you can race to money show. I've been loving you always, as we carry where the mist is hard to run, and that's the way we hold you every day, just as how the first is new, what I say is true, that I've been loving you always. Until the rainbow bursts the stars out in the sky, Always. until the ocean covers every mountain high, Always. until the dolphin flies and parrots live at sea, Always. until we dream of life and life becomes a dream. Did you know that true love asks for nothing? No acceptance is the way we pay. Did you know that life is giving love guarantee? It'll last for forever and another day. It's the day I know I'm leaving by tomorrow. Couldn't make me hurt the past and hasn't speak. Don't worry, I'll let behind, 'cause I love you, always you. 'Cause I've been loving you always. Until the day is night and night becomes a day, Always. until the trees and sisters up and fly away, Always. until the day that 8 times 8 times 8 is 4, Always. until the day that is the day that I'm no more. Did you know love is Until the day the earth starts turning right to left, Always. until the earth explodes the sun denies itself, I've been loving you until the mother nature says the worst is true, Always. until the day that you have me and I am you. Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Always reaching out in vain, just taking the things not worth having.
worry about a thing. Don't you worry about a thing. Don't you worry, baby, 'cause I'll be standing on the side when you check it out. When you get off your tree, don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. See the girl with the diamonds and the shoes. She walks around like she's got nothing to lose. But she's a go-getter. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. Till I wrote some letters on big bold signs. I got faith in you, baby. I got faith in you now. And you've been such a good friend of me. Know that I love you somehow. I met you, hallelujah. I got faith. Seen a boy with a steering on his sled. Ain't got a cup of the magic honey has. And he'll get it. He's everybody's type. Come on, make him a mission, make it feel alright. He's a 10 of a 12. Happy on a his gun. Just stay to work 'cause I can sing all night. I got faith in you, baby. I got faith in you now. And I've been such a good friend of me. Know that I love you somehow. I met you, hallelujah. I got faith. I got faith in you, baby. I got faith in you now. And I've been such a good friend of me. Know that I love you somehow. I met you, hallelujah. I met you, hallelujah. I met you, hallelujah. I got faith. Grazie agli Ultra Jam Sextet per questo medley di Stevie Wonder. Siamo giunti ora a un momento importante con la premiazione del primo premio della giuria popolare. Quindi invito qui con me sul palco Adriano Checchetto, presidente della giuria popolare, a salire sul palco per annunciare la premiazione del primo quadro della giuria popolare. Eccolo qui, ci sta raggiungendo il presidente. Adesso entriamo nel vivo dei premi, nella seconda parte di questa serata della 10ª edizione del premio Pittura di Mestre. Benvenuto presidente, grazie, eccoci qui. Allora annunciamo il nome del vincitore, che anche in questo caso è una vincitrice, Noemi De Polo. Eccolo qui, stiamo vedendo, prima l'abbiamo visto, Presidente, prima l'abbiamo visto in fotografia, in adesso foto. lo vediamo, questo trofeo in bronzo che è stato realizzato dal vincitore dei bozzetti Giulio Bertacchini. Ecco qui Noemi, benvenuta. Grazie per averci raggiunti sul palco. Possiamo, eccolo qui. Prego, prego Presidente. Colgo l'occasione per ringraziare particolarmente quella parte di visitatori che hanno scelto di esprimere
la loro premio, sì. E quindi complimenti, lei ha ricevuto il maggior numero di votazioni e quindi siamo qui per premiare il suo quadro che si intitola Due parti della stessa anima. Due parti della stessa anima. Vuol dire due parole? Sono troppo emozionata in questo momento. Va bene. Comunque, una grande emozione, sì. Il Circolo Veneto le consegna questo premio che abbiamo visto prima è stato realizzato da uno studente dell'Accademia di Venezia e non so se sia... Da Giulio Bertacchini, lo non so se ricordiamo sia in ancora. sala. Venga. È giusto che lei lo conosca ed è giusto ringraziarlo perché è stato molto bravo. Eccolo qui. Giovanissimo Giulio, giovanissimo. Giovanissimo, già molto talentuoso. Sì. Presidente. Ecco. Ciao. Complimenti Giulio. Complimenti. Hai visto che siamo arrivati in fondo. Mettetevi pure al centro, ecco qui. Ecco, quindi Giulio, che è il vincitore, consegna il premio a Noemi, un grande onore. Complimenti a Noemi e grazie. Sai, brava. Ciao caro, bravo. Grazie, complimenti ancora, grazie. Grazie Presidente. Grazie Anita. Bene, ed ora chiamo qui con me sul palco Silvia Polese e Cristiano Costantini perché è il momento della presentazione del trofeo del primo classificato. Eccoci qui. Cristiano già dotato di microfono, Veloci, pronto sì. per spiegarci. Siamo veloci perché cominciamo ad arrivare al momento clou della serata, anche se tutti i premi sono importanti. La tensione sale. La tensione sale. Volevo in due parole presentare quello che accompagnerà poi il premio del vincitore. Al primo classificato verrà dato un vaso che qui vedete riprodotto, è un vaso di vetro originale offerto dal Consorzio Promovetro di Murano, realizzato appositamente dal maestro Matteo Tagliapietra, che non è qui presente questa sera, ma che ha dato un titolo a quest'opera, si chiama Pennellate di vetro. Già forse si può intuire senza troppe parole che è un vaso che è costituito da due pennellate di colori diversi e ha la firma del premio Mestre di pittura e dell'artista e verrà consegnato al vincitore del primo premio. Ecco, come vetro vorrei ricordare anche un'altra produzione che è esposta presso la mostra delle opere finaliste e sono, non li vedo qui, eccoli qua, sono dei vetri realizzati da maestri vetrai di Murano sulla base di bozzetti realizzati da ragazzi, da studenti dell'Istituto Comprensivo di Murano Burano. Quindi sono ragazzi delle medie, diciamo. A Murano si è creato un premio che si chiama Murano Ti Crea e noi come Circolo Veneto ben volentieri abbiamo dato ospitalità a questa iniziativa che propone anche in questo caso la possibilità dei giovani di cimentarsi con l'arte, a Murano di cimentarsi con l'arte vetraria e anche di farsi notare in ambienti diversi. Quindi abbiamo dato ospitalità presso la nostra mostra anche a queste tre opere che sono realizzate da maestri vetrai su progetti di ragazzi e il concorso Murano Ti Crea. Poi un'altra cosa, al primo classificato del vincitore di quest'anno verrà data anche un'altra opportunità che viene offerta, anzi se è possibile chiamerei qui su Antonella Romeo Chiamiamo Bono. subito Antonella Romeo Bono, titolare della Galleria di Fides Arte, che ospiterà la mostra personale del primo Fides Arte classificato. ospiterà Eccola qui. una mostra personale offerta da
dalla loro organizzazione, al vincitore del primo premio. Eccoci Ormai qui, buonasera, è benvenuta. già la terza annata e quindi grazie Antonella, se puoi dire qualcosa su questa tua disponibilità della tua galleria. Grazie. Dico solo che sono onorata e che ho un enorme piacere a rinnovare la nostra partecipazione al vincitore del primo premio, come già nelle altre edizioni, in altre 2 edizioni. Anzi, annuncerei proprio anche la data del vernissage, così aspettiamo tutti a festeggiare appunto il premiato. Sarà al 4 di settembre. Ecco, vi aspettiamo tutti in galleria alla Fidesarte. Ecco, non Grazie. dimentichiamo questa data, il 4 settembre, grazie anche per avercelo anticipato e complimenti. Bene, grazie Fidesarte, grazie Antonella. Grazie. Allora, direi che è il momento di presentare la nostra giuria tecnica. Avete visto, sono già state posizionate delle sedie, dunque io li chiamerei qui con noi sul palco per raggiungerci rigorosamente in ordine alfabetico Elisabetta Barisoni, dirigente dell'area musei di Capesaro, Galleria Internazionale d'Arte Moderna e Museo Fortuny, dirigente responsabile MUVE a Mestre. Michele Bonuomo, direttore del mensile Arte Cairo Edizioni, che però non può essere presente. Stefano Cecchetto, storico dell'arte, curatore e critico nominato dalla Fondazione Bevilacqua La Masa, anche lui purtroppo non può essere presente. Marco Dolfin, che torna qui con noi sul palco, storico dell'arte, critico, curatore della mostra e segretario di giuria, eccolo qui. Matteo Piccolo, conservatore Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Venezia, Capesaro. Facciamo anche un applauso a questi giurati che insomma si sono trovati a dover scegliere tra queste 60 opere, non è stato sicuramente facile. Francesca Rossi, dirigente area cultura del Comune di Milano. Saverio Simide Burgis, docente presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia. Un applauso. E infine Gianfranco Marianello, presidente, storico dell'arte, direttore del Polo Museale Moderno e Contemporaneo di questa edizione, che prima di accomodarsi farei venire qui accanto a me. Eccoci qui, presidente. Allora, un applauso innanzitutto a tutta la giuria, i giurati che sono arrivati si accomodano qui con noi. Prego, presidente, se vuole venire qui. Allora, gli possiamo... Perfetto, grazie. Allora, com'è stata questa edizione, presidente? Adesso stiamo entrando proprio nel momento clou di questa 10ª edizione del premio. Beh, allora, è stata un'edizione a detta veramente di tutti i membri della giuria, di livello molto alto. Infatti avete visto anche tanti premi, tante menzioni, non bastavano i premi e nemmeno la classifica. Però mi sento di dire anche che, proprio per adesso, avendo assistito a questa bellissima serata, che non dovete fidarvi delle immagini, che per quanto evocativo non è la pittura. Dovete andare a vedere in mostra. Per noi è stata una sorpresa, perché funziona proprio così, che noi vediamo tantissimi quadri rappresentati dalle loro immagini, ne selezioniamo tanti per poterli anche vedere dal vero. E dal vero ci si confronta con la pittura, quindi con l'arte nobile del saper davvero fare. Se continuiamo a pensare che il quadro e la pittura sia qualcosa che scorra sul nostro cellulare, in una visione, una proiezione, non abbiamo capito veramente niente. Quindi bisogna veramente fare i complimenti per la perseveranza anche di questo premio, che ha riportato quest'arte così importante, così nobile, così umana, dicevo prima, e a testimoniarne ancora la sua vera attualità. Un'altra cosa infatti interessante a proposito della sua attualità, che non significa soltanto l'immediata spendibilità. Io non so in quanti contesti troviamo così vicini protagonisti, gli artisti, le artiste, di così diverse generazioni e anche sempre più di così tanti paesi, così internazionale. E questo ci deve dire qualche cosa, che evidentemente l'attualità della pittura è capace di tenere insieme le generazioni, ma addirittura, io esagero dicendo anche i viventi, ma anche quegli artisti che sono per noi nel nostro pantheon, nella nostra immaginazione, e qualche cosa che ci fa dimenticare addirittura il lavoro che li lega alla loro anagrafe.
Qualche tempo fa mi ricordo di aver presentato un artista molto importante, un artista britannico che aveva lavorato a partire da Tintoretto, e in conferenza stampa disse una cosa a cui non avevo mai pensato. A un certo punto ha detto, mi sono confrontato con questo artista quarantenne in quel momento, mi ha detto, ho dovuto fare un lavoro in relazione a un quadro prodotto da un artista più giovane di me, nel senso che Tintoretto era più giovane all'anagrafe di questo artista mentre operava. Effettivamente questo dimostra che nell'arte abbiamo delle memorie in cui le generazioni sembrano anche collegarsi all'età anagrafica delle persone, ma non è così. Attraverso l'arte noi confondiamo tutti i piani storici, culturali, geografici. Insomma, il premio pittura è veramente un premio di relazioni umane. Grazie, grazie Presidente. Immagino che il vostro lavoro non sia stato semplice nemmeno per questa edizione. Allora, io ora chiamerò sul palco i nostri 3 finalisti, anche loro rigorosamente in ordine alfabetico: Andrea Tagliapietra, Carlo Martini, Elia Mauceri. Faccio tornare qui con me anche Marco Dolfin, così insomma noi stiamo vedendo scorrere queste immagini dei nostri 3 finalisti e vincitori. Eccoci qui. Prego, prego. Benvenuto. Eccoli qui i nostri artisti, ne manca uno. Elia manca. Manca Mauceri, Martini. Elia. Martini? No, Martini c'è. Mauceri. Elia Mauceri. Elia Mauceri. Elia. Niente. Non c'è nessuno in sua rappresentanza, non credo. Niente. Niente, allora abbiamo i 2 finalisti. Chissà adesso scopriremo. Allora, come siete? Siete agitati? Immagino. Allora, io direi che possiamo annunciare il terzo quadro classificato. Il vincitore è Andrea Tagliapietra. Eccoci qui. Chiamo Silvia Polese mentre Marco ci legge la motivazione. Sì, leggo la motivazione. Prego, prego Silvia. Per il vigore espressivo, il dialogo teso tra dettagli realistici e brani di intensa gestualità. Eccoci qui, un applauso per Andrea, complimenti per questo terzo posto. Ed ora rullo di tamburi, è il momento diciamo più atteso di questa serata. Siamo tutti curiosi di conoscere il vincitore di questa 10ª edizione del Premio Mestre di Pittura 2026, un'edizione, lo ricordiamo, particolarmente speciale. Mi ricordano che bisogna, non per aumentare la suspense come nei programmi televisivi, ma mi dicono dalla regia di leggere prima le motivazioni. Giustamente, leggiamo prima le motivazioni, Marco. Allora, ok, leggo sempre in ordine alfabetico. Dunque, allora leggo la motivazione dell'opera appunto di Carlo Martini. Per la sensibilità con cui l'artista restituisce un interno silenzioso e sospeso, facendo della luce un vero e proprio materiale compositivo della pittura. E poi leggo la motivazione dell'opera di Elia Mauceri. Per il controllo compositivo e la sagacia tecnica con cui l'artista insinua un senso di inquietudine nell'apparente equilibrio della rappresentazione. Grazie Marco, avete sentito le motivazioni. Qui io non posso chiedere ai 2 come si sentono perché abbiamo solamente una persona. Allora possiamo annunciare il vincitore di questa 10ª edizione. Rullo di tamburi.
Il primo classificato è Carlo Martini. Complimenti. Tantissimi complimenti. Ecco, abbiamo già un invito per entrare. Allora, Carlo, 2 parole. Difficilmente ci riesco, però... Facciamo il possibile. Sì, sicuramente. Beh, grazie alla giuria tecnica, grazie a chi ha creduto, vedendo anche un po' la mia opera e il percorso che ho eseguito in questi ultimi anni anche, e alla motivazione che è stata fatta. Inutile dire che non ho parole da aggiungere perché veramente non me l'aspettavo, perché ho visto tantissime belle opere esposte tra i finalisti e di conseguenza, come tradizione a Premio Mestre, il vincitore si sa soltanto in questo momento, quindi grazie a tutti per questa opportunità e questo premio che lo porterò nel cuore. Complimenti, complimenti al vincitore Carlo Martini. Chiederei anche ad Andrea Tagliapietra. Che dire, è stata veramente una sorpresa inaspettata e veramente ne sono felice e che dire, sono molto emozionato perché non mi immaginavo, quindi mi fa molto piacere e del resto non aggiungerei null'altro perché insomma siamo in ottima compagnia. In questo momento non è semplice, riuscire a parlare. Io voglio ringraziare la nostra giuria che si è trovata insomma, a dover far fronte a un compito non semplice, non facile. Complimenti per la vostra scelta, complimenti al vincitore nuovamente. Possiamo consegnare il premio. Ecco, procede. Sì, certo, perché eccolo qui, l'avevamo visto prima in foto, però effettivamente non è mai la stessa cosa. Facciamolo vedere, ci mettiamo in posizione per la foto di rito doverosa. Prego, venite avanti. Molto molto bello. E complimenti ancora a Carlo Martini. Naturalmente ricordiamo che il secondo classificato è Elia Mauceri, che non è qui con noi, ma insomma sicuramente gli verrà riferito. Complimenti a tutti, grazie davvero alla giuria e complimenti ancora ai vincitori. Io chiedo, mentre saluto a Cristiano Costantini di rimanere qui con noi perché a ciascun premiato, oltre al premio, viene consegnata anche una copia particolare del Gazzettino. Perché? Ce lo spieghi tu. Sì, a tutti i primi classificati viene consegnata una copia del Gazzettino della giornata di oggi con l'invito del quotidiano di realizzare un'opera sulla prima pagina. Ogni anno il Gazzettino ci propone questa iniziativa che devo dire è piaciuta e che comporta un lavoro gratuito e poi gli artisti doneranno al Gazzettino che lo esporrà presso la propria sede. L'abbiamo consegnato ogni anno in una cerimonia che verrà fatta più avanti secondo disponibilità nei tempi possibili, ma è una delle altre cose che il premio crea e che lascia alla città. Quindi è importante poi sulla prima pagina di oggi, quindi rimane sempre non solo la data ma anche qualche notizia, cioè qualcosa che la prima pagina comunica in questa giornata e che comunica in futuro. Complimenti, complimenti. Io ringrazio davvero tutti, ringrazio anche, sono onorata di essere stata qui con voi questa sera e di aver potuto presentare questa 10ª edizione del Premio Mestre di Pittura. Complimenti a tutti. Prima di salutarci
Vi lasceremo a una conclusione degna di questo premio, direi, con Giulia Mucignato, Send Artist, che sarà accompagnata dai nostri artisti musicali che ci hanno accompagnato qui questa sera, dai To Go e gli Ultra Jam Sextet con Earth Song di Michael Jackson. Grazie per essere stati qui con noi e buona serata a tutti, complimenti.
Taking on to dust. What about us? What about welfare? What about us? Have we lost the trust? What about us? What am I crying away? What about us? Rage in the sea. What about us? What am I falling astray? Come to me, hey. What about it? Taking on to dust. What about us? 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 What am I crying away? Come to me, Grazie. Aperto il bianco.